Ci troviamo al Centro Veneto Servizi, dove è stato approvato oggi il bilancio 2011 con 390.000 euro di utile, costi in ribasso ma soprattutto sempre più qualità ed efficienza. Vediamo. Chiude in attivo il bilancio 2011 del Centro Veneto Servizi, approvato dall'Assemblea dei Soci, e quello che è emerso è una cura e gestione efficiente delle risorse per offrire ai cittadini non solo un servizio migliore, ma anche una nuova cultura attenta al risparmio del bene più prezioso al mondo, l'acqua. Un bilancio lusinghiero, un bilancio di numeri importanti e confortanti visto il momento, sicuramente un bilancio che dà anche prospettiva per il futuro. Infatti dai 13 milioni di investimento del 2011 passeremo a 16 milioni di investimento nel 2012. A creare un risultato positivo i 390.000 euro di utile e un valore della produzione che supera i 46 milioni di euro, in linea con le previsioni di bilancio approvato dai 59 comuni soci del Centro Veneto Servizi. Vorrei dare un messaggio di ottimismo in questo periodo difficile, sottolinea il presidente Giuseppe Mossa, che ha presentato il bilancio assieme al direttore generale Monica Manto. Ci presentiamo con un bilancio che ci permetterà di dare lavoro alle imprese del territorio. L'anno scorso gli investimenti sono stati di 13 milioni e per l'anno in corso sono già a budget lavori per 16 milioni di euro. Sicuramente anche numeri confortanti per quanto riguarda quello che è il servizio che noi diamo ai cittadini, che ritengo di ottima qualità. Un servizio sempre puntuale, un servizio che sicuramente deve dare tranquillità al cittadino, perché stiamo intervenendo in maniera importante. Come si diceva prima, le perdite addirittura quest'anno ci attestiamo al di sotto del 30%, siamo sul 29%, quando pensiamo che una media nazionale è ben oltre il 50%, pensate cosa che il risultato importante sia questo. Poi l'altro messaggio importante che ci dà il bilancio per quanto riguarda la qualità del servizio è anche l'acqua che il cittadino si trova nei rubinetti. Un'acqua che sicuramente si può bere, anzi si deve bere, perché è un'acqua super controllata, un'acqua che ha delle qualità veramente importanti, perché sono rispettati tutti i parametri della salute del cittadino, i parametri imposti per legge. Grande soddisfazione espressa anche dal direttore del Centro Veneto Servizi, Monica Manto, per la crescita del margine operativo lordo conseguente all'aumento di ricavi di vendite e prestazioni e ad una contestuale diminuzione dei costi di produzione. Del resto, anche per i prossimi mesi si prospettano interventi importanti, a cominciare dalla manutenzione delle reti ammalorate, ad esempio Tranquillara e Conselve, e alla realizzazione di nuovi impianti. Il mio augurio è che il cittadino veramente inizi a bere l'acqua del rubinetto. Adesso usciamo con una proposta sicuramente targata Centro Veneto Servizi, quindi con tutta la tranquillità che può dare la nostra società su quello che offre nel mercato, su un kit di un filtro che leverà quel gusto un po' da ipoclorito che c'è sull'acqua, che viene usata per questioni chimiche, per dare stabilità chimica all'acqua. Leviamo questo gusto, quindi l'acqua sarà veramente anche da gustare, perché sarà un'acqua che non avrà né sapori né problemi di nessun genere. In crescita anche il consumo dell'acqua, che sale al 3,32% rispetto al 2010, in controtendenza rispetto ai dati nazionali. Le utenze dell'acquedotto sono passate così da 110.234 a 114.991, con un più 4,31%, e in totale sono stati 29.900.000 di metri cubi l'acqua potabile immessi nelle reti l'anno scorso. Quindi il richiamo forte che faccio è: bevete acqua del rubinetto, anche perché questo vi farà risparmiare dei bei soldini.